questa volta cercheremo di intervistare Roy Paci. Speriamo che andrà a buon fine questa intervista. Noi ci intrufoliamo, siamo davvero in tanti questa sera per questo grandissimo artista, per il premio Martoglio a Grotte, e ringraziamo per tutto ciò anche Aristotele Cuffaro che ci ha invitato. Ragazzi di Generazione Non Stop, questo servizio lo apriamo con Aristotele Cuffaro. Ciao Aristotele. Ciao. Allora, sappiamo che sei un grandissimo appassionato di cultura siciliana e quindi il premio Martoglio è per promuovere, assolutamente per dare premi a chi si è evidenziato, ecco, in vari campi, quindi cultura, che possa essere spettacolo, cinema, qualsiasi cosa. Esatto, nei vari settori. È, diciamo, un inno alla sicilianità, oltre a dare come premio un contratto di pubblicazione ai poeti dialettali, diamo ogni anno premi speciali a quelle personalità che si sono contraddistinte per la propria sicilianità nel proprio settore. Quest'anno è il caso di Roy Paci, il notissimo cantante e trombettista, e Francesco Bellomo, che è anche lui un noto produttore teatrale. Siamo arrivati alla 9ª edizione e abbiamo avuto diverse personalità negli anni precedenti, come Ficarre Picone, Pasquale Scimeca, Cipriano Maresco, Giovanni Cacioppo. Sappiamo che questo tipo di manifestazione è molto sentita, quindi ogni anno appunto effettivamente è arrivata alla 9ª edizione appunto per questo motivo. Molta gente si interessa, ho visto anche oggi tantissimi giornalisti. Sì, è un punto di riferimento per i cultori della dialettologia siciliana, quindi a Grotte possiamo dire che nelle varie edizioni del premio Martoglio Grotte è diventata la capitale della cultura dialettale a livello regionale. Anche noi siamo molto interessati al dialetto siciliano, tant'è vero che in Generazione Non Stop esiste uno spazietto dedicato ai detti e proverbi siciliani, grazie a Stefano Virga, quindi anche noi ti appoggiamo in questo senso, quindi è giusto promuovere la cultura siciliana. Sì, io lo seguo il vostro programma, conosco Stefano Virga che è un mio carissimo amico, e fate bene perché attraverso i proverbi... Naturalmente lo trattiamo simpaticamente noi. Sì. Vabbè, il taglio simpatico ovviamente allieta il programma anche da un punto di vista televisivo, e dico che è molto importante perché tramite questi proverbi, tramite il dialetto, non si dimenticano gli usi, i costumi, le tradizioni, l'etnia di un popolo. Viva la vita passa come in una grande fiesta, viva la vita se la vedi. Siamo con Francesco Bellomo, noto produttore. Allora, innanzitutto per noi è un onore averla qua questa sera, sarà anche premiata addirittura. Eh sì, hanno avuto questa idea, probabilmente non avevano di meglio, allora dice Bellomo vieni tu. Sono contento di essere qui stasera perché in un momento in cui si sono svegliati tanti che mi stanno premiando, ricevere però un premio nel mio territorio è sicuramente più gratificante ed emozionante, se mi consenti, rispetto al fatto di prenderlo in un posto diverso, quindi sono molto contento. Pienso en la vida y en revolución, pero del armas de todo calibre yo tengo asco, non quiero el terror. Si sono svegliati tanti per premiarlo perché prima magari, cioè lei fa capire che ha avuto tantissimo lavoro per ottenere questi risultati, quindi. Ci sono delle mode, dei periodi, c'è stato il periodo in cui magari perché ero più attivo con la televisione oppure perché ero spesso per motivi mondani di fidanzate note sui giornali, allora c'era, poi è passato quel periodo e quindi è cambiato un po' qualcosa, adesso invece stiamo ritornando, quindi va bene, la vita è fatta di alti e bassi. Tra poco sarà nuovamente con qualche altra ragazza sicuramente per far parlare di sé, comunque noi parliamo di... Non è molto grazioso far parlare di sé perché c'è una ragazza accanto. Effettivamente, dico, e noi direi che si parlasse di me per il lavoro. Qualche progetto che hai in mente, qualcosa che bolle in pentola. Sì, farò Così e se vi pare di Pirandello con la regia di Michele Placido, rifaccio una compagnia di attori classici di teatro come si faceva una volta, ho messo Giuliana Lo Iodice, Pino Micol, Luciano Virgilio, che sono dei nomi teatralmente molto forti,
non hanno magari quella forza di riconoscibilità perché fanno meno televisione rispetto agli altri, però credo che per il teatro sia venuto il momento di tornare alla qualità, all'alto di gamma, e poi insomma riuscire a coniugare una compagnia di questo tipo con una regia prestigiosa e forte a livello di immagine come quella di Michele Placido, credo che sia in questo momento il prodotto più giusto da realizzare. Poi c'è Pirandello, quindi complimenti e grazie, appunto, se è stato premiato è perché effettivamente sta portando appunto la sicilianità, insomma, in giro anche per il mondo, ecco. Quindi sì, in questo momento, insomma, visto che a livello nazionale è riferito a fatti di gossip per ragazze, essere premiato per una ragazza non sarebbe stato bello. Grazie. Grazie mille a lei. Por la calle chaval, gira il mondo, gira il mondo. Y por la calle chaval, girerà. Un premio tra l'altro ispirato a quella che è la cultura dialettale, non fa nient'altro che riconfermare l'attaccamento anche a delle culture, delle radici popolari importantissime, e questo penso che sia stato, insomma, è scaturito poi anche dal fatto che io ancora continuo a farcire la mia musica con quelle che sono proprio, oltre le parole dialettali, anche quelle che sono proprio, diciamo, i contenuti della nostra terra, quindi per me è un gran piacere, non mi aspetto mai premi, non mi aspetto mai riconoscimenti, perché sinceramente ho tanto così da lavorare che non guardo la ruota del pavone, come si suol dire, però quando arrivano ovviamente riempiono il cuore, anche perché ti permettono di ritornare appunto nel tuo territorio e anche un po' ad emozionarti di quando ancora cose belle ci sono qui da fare e da vedere. Io sto lavorando ormai meglio per la mia Sicilia da quando non vivo più in Sicilia, quindi da circa 20 anni, nel senso che lavoro da esterno e quindi non ho coinvolgimenti, però mi rendo conto che se stessi qui probabilmente avrei da dover combattere, tra virgolette, di più con quelle che sono delle situazioni un po' più dirette, quindi indirettamente sto facendo, al mio vedere, poi è una mia, in my opinion, una cosa bella per la mia terra, perché tiriamo fuori poi delle tematiche così importanti che non hanno neanche colore, non hanno nessun tipo di schieramento, come qualcuno strumentalizzando cerca necessariamente di attaccarmi, non solo a me ma a tanti altri che fanno questo tipo di discorso. Queste sono delle cose che soprattutto vanno ad investire quello che è il mio impegno civile costante contro la mafia, le genuflessioni a certi privilegi e quelle che poi sono le problematiche del territorio. Effettivamente quando poi però varco lo stretto di Messina e salgo sul traghetto, la lacrimuccia spunta sempre. Toda gioia, toda bellezza. Ma io penso che dovrebbe essere più trattata quella che è la tematica non solo della poesia dialettale ma proprio del linguaggio, perché io non ho mai chiamato il nostro dialetto ma bensì un vero e proprio linguaggio. Noi abbiamo una lingua siciliana che è condita di parole che appartengono a lingue che ovviamente dovute a quelle che sono state le dominazioni della nostra terra, ma a lingue diverse. Infatti mi sono a volte meravigliato che molte cose, andando in giro nel mondo dopo appunto aver passato l'età adolescenziale, molte cose sia in Francia che in Spagna che anche persino nelle aree arabe avevano dei nomi siciliani, e lo scopro questo dopo tanto tempo, perché magari qualcuno non me l'ha detto. Questo saperlo qui, che cassata significa rotonda in arabo, o la boîte non è nient'altro che una derivazione francese, è secondo me una cosa che può far del bene anche al linguaggio stesso di quello che è poi l'insegnamento italiano. Quindi non il dialetto come forma integralista nella scelta di una possibile anche, come si dice, separazione da quelli che sono gli studi, ma invece un corollario a tutto quello che poi ci appartiene, no? A quella che è la nostra cultura, così come anche lo studio di tante cose belle che qui abbiamo e che sono molte delle volte, ahimè, anche un po' fatiscenti, lasciate un po' andare, le opere d'arte, no? Quelle naturali.
Generazione Stop vi saluto, Roy Paci qui, ciao, ne vedremo presto, ciao. Con una gioia, con una bellezza.